Buongiorno, buongiorno dalla redazione e dai tecnici di Focus TG. Tutto questo notiziario sarà in gran parte dedicato all'ondata di maltempo che sta investendo il Veneto, allerta rossa fino a dopodomani, sorvegliati speciali i fiumi, paura per frane, smottamenti, precipitazioni molto intense. Vediamo a Vicenza, allerta maltempo, chiuse 2 scuole e paratie a Ponte degli Angeli. Andiamo subito in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Qui è allerta rossa per rischio idrogeologico, almeno fino a domani, fiumi sorvegliati speciali, il Bacchiglione con le paratie, ma a destare preoccupazione sono soprattutto i fossi in questo momento, così come il fiume Retrone. Sono allagate alcune zone della città proprio a causa dei fossi che non riescono a contenere l'acqua. Le zone sono Sant'Agostino, Viale Fusinato, 7K, si segnala anche in provincia qualche episodio di scantinati allagati a causa della pioggia a Lonigo, a Vicenza e a Schio. Qua in città una delle zone più attenzionate a Vicenza è strada Cabalbi, e a destare preoccupazione sono soprattutto i canali secondari. Noi adesso ci troviamo all'interno del comando della polizia locale perché è in corso la riunione del COC, il Comitato Operativo Comunale, aperto da ieri a partire dalle 18 per monitorare la situazione. A brevissimo ci daranno anche i dettagli e le novità sulle zone più a rischio e più critiche. Intanto sono stati predisposti 2.500 sacchi di sabbia stoccati nel magazzino proprio per far fronte a questa ondata di maltempo sulla quale vi aggiorneremo minuto per minuto. Adesso sentiamo il sindaco Giacomo Possamai, che abbiamo raccolto questa mattina. Ovviamente la situazione è in evoluzione, ma quello che segnalava era proprio la preoccupazione relativa al Retrone. Sentiamolo insieme. C'è grande preoccupazione, nel senso che il livello del Retrone soprattutto si sta alzando molto velocemente. Ci segnalano già alcuni allagamenti legati ai fossi nelle zone delle frazioni della città. Sono fossi che afferiscono al Retrone ma che non riescono a scaricare l'acqua nel Retrone perché è già troppo pieno, e quindi insomma le prospettive per le prossime ore sono di stare molto attenti, di seguire con attenzione i canali informativi del comune, perché c'è preoccupazione, perché il Retrone si sta alzando molto velocemente. Il tema è esatto che il bacino di Caldogno risponde e aiuta sul Bacchiglione, ma il Retrone può esondare, per esempio come fa spesso al Parco Retrone o in altre zone, ma non ha vere e proprie bacini di laminazione, quindi è molto più difficile da gestire una piena del Retrone. Ecco, come dicevo, noi siamo qui nella sede del comando della polizia locale, dove è in corso proprio in questi minuti una riunione importante. Probabilmente si valuterà anche la possibilità di chiudere i parchi cittadini e a breve verremo aggiornati anche noi giornalisti. Ci sarà proprio un punto stampa relativo alla situazione in città. Intanto, oltre al Retrone, ovviamente l'altro fiume sorvegliato speciale è il Bacchiglione, la cui piena è prevista domani in mattinata. Ecco, questi gli ultimi aggiornamenti. Per il momento restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, e poi ci collegheremo di nuovo per l'aggiornamento. Intanto è finito nella bufera il centrodestra dopo il risultato del voto in Sardegna. Ha vinto la candidata del Campolargo, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alessandra Todde, che oggi ha detto è la risposta dei sardi ai manganelli. Tanto Truzzu, lo sconfitto, dice è stata colpa mia. Sentiamo la dichiarazione della neoeletta governatrice della Sardegna.
Ovviamente le persone che erano riunite qui in sede, dai dati in nostro possesso si profila una vittoria e io sarò la prima Presidente della Regione Sardegna. Sono molto felice e orgogliosa. Faremo ovviamente la conferenza domani mattina perché è giusto e corretto aspettare l'ufficialità dei dati, visto che ci sono ancora le sezioni spoglio, però appunto dei dati che abbiamo avuto, abbiamo verificato, insomma questo si profilerebbe. Quindi io sono qua per dirvi che sono molto contenta, molto orgogliosa e credo che oggi si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna. Ringrazio tutta la mia coalizione perché sono stati qua, li vedete, sono stati tutta la giornata, mi hanno sempre supportato ed è la dimostrazione che questo è un grandissimo progetto di squadra. Io ho sempre detto di sentirmi interprete di una coalizione, di non sentirmi un capopopolo, credo che questa sia la dimostrazione che la squadra c'è, è forte, è coesa, l'abbiamo dimostrato anche in questi giorni, quindi sono molto felice di ringraziare loro, tutto lo staff, tutte le persone che hanno lavorato oggi ai numeri per le dichiarazioni domani mattina. Grazie mille. Io ho detto prima. Ecco, poi era insieme a Giuseppe Conte e a Elly Schlein che sono volati subito a Cagliari ieri perché era in vantaggio la Todd e fino all'ultimo è stato proprio un testa a testa. Credo che ieri a Focus siamo stati i primi a dare la notizia della vittoria della Todd e della sconfitta del centrodestra perché erano circa le 10:20, ancora i giochi non erano fatti, ma abbiamo rischiato, abbiamo titolato e per fortuna è andata bene. Torniamo al maltempo vero e proprio, non alle bufere politiche. Vediamo nel Bassanese grande preoccupazione per le piogge molto torrenziali, potremmo dire. Sentiamo cosa ci dicono i colleghi della nostra redazione bassanese. Piove su tutta la pedemontana, nevica sull'altopiano e sul massiccio del Grappa. Le precipitazioni intense annunciate nei giorni scorsi sono arrivate sul Bassanese, dove le centraline ARPAV segnalano già qualche decina di millimetri di pioggia in poche ore. Molti corsi d'acqua minori sono in difficoltà soprattutto nella zona sud di Marostica e di Pianezze, ma a tenere cittadini e amministratori con il fiato sospeso sono soprattutto le criticità idrogeologiche del territorio. A partire dal distacco di Massi che ha devastato la Valsugana, tutta l'area è in sofferenza e le frane di Enego, Marostica e Valbrenta dei giorni scorsi lo confermano. Il timore dei sindaci è che tutta questa pioggia, unita all'acqua proveniente dai monti, possa accentuare movimenti franosi già in atto. Squadre della Protezione Civile monitorano le aree più esposte per poter intervenire con tempestività, mentre in pianura sono osservati speciali fiumi e corsi d'acqua. In altopiano è tornata la neve, la grande assente di questa stagione invernale. Nevica infatti da stanotte su quasi tutto il comprensorio, anche se con l'aumento delle temperature si è girata in pioggia ad Asiago e alle quote più basse. Gli accumuli a Campomulo, alle Melette, in Marcesina e sul Verena sono invece significativi ed è probabile che continui a fioccare fino a stasera. Questa situazione potrebbe allungare, se le temperature lo permetteranno, la stagione dello sci almeno per qualche altro giorno. Allora torneremo sul maltempo, ovviamente abbiamo collegamenti previsti con Tiziana Bolognani da Belluno perché anche lì precipitazioni molto intense, nel bellunese c'è il pericolo valanghe e poi andremo anche da Sciano di Carlo a Marostica, smottamenti, allagamenti, andremo in diretta da Padova con Valentina Visentin perché ci sono strade allagate a Cervarese e ad Abano, viabilità in tilt a Padova. Vediamo se abbiamo altri collegamenti già pronti. Ecco, andremo tra pochissimo da Tiziana Bolognani che si trova a Belluno, anche lì è stato attivato il COC, sentiremo le ultime notizie. Vediamo a questo punto, andiamo di nuovo sulla politica dopo il voto della Sardegna con la vittoria di Alessandra Todde per il centro-sinistra. Ieri sera c'erano a Ring su Antenna 3, c'erano tra gli altri Flavio Tosi, c'era anche Alberto Villanova. Ovviamente per il centrodestra è stata una sconfitta molto dura, si stanno
si sta andando verso una resa dei conti anche all'interno della Lega. C'è chi propone la sostituzione del segretario Matteo Salvini che rimprovera a Giorgia Meloni di aver voluto il candidato, l'ex sindaco di Cagliari, Truzzu, al posto del governatore leghista Solina. Sentiamo cosa ha detto ieri sera Flavio Tosi. Non è stato un voto politico centrodestra-centrosinistra, è stato anche un voto che evidentemente ha portato a una scelta tra Alessandra Todde e il sindaco di Cagliari attuale Truzzu. Quindi questo è un dato. Dopodiché, come centrodestra, siamo arrivati alla scelta del candidato praticamente a qualche giorno dalla presentazione delle candidature, e questo ovviamente non ha agevolato, perché se fino all'ultimo momento discuti animatamente su chi sarà il tuo candidato, l'altra parte decide prima e si muove prima, ovvio che insomma è stata una campagna elettorale un po' zoppa per il centrodestra. Se succederà che non si vincesse, vorrà dire appunto che alle elezioni regionali sarà, diciamo, un'ulteriore riconferma che alle elezioni regionali, oltre alla tendenza nazionale, bisogna tenere molto conto di chi sono i candidati più graditi dalla popolazione locale. E suona la carica Alberto Villanova, che ovviamente prende spunto dal voto in Sardegna per ribadire che ci vogliono dei candidati forti, che la Lega non rinuncia alla presidenza della regione nonostante sia stato bocciato il terzo mandato e Zaia non possa, almeno allo stato delle cose, continuare a fare il governatore. Sentiamo cosa ha detto ieri sera, poi torneremo sul maltempo, andremo a Belluno da Tiziana Bolognani. Sentiamo intanto Alberto Villanova. Siccome conosco Flavio Tosi perché è stato mio segretario nella Lega quando forse ero un pochino più giovane, io credo che farei quello che avrebbe fatto lui se fosse stato ancora in Lega, cioè il lavoro si fa prima della candidatura, e per quello che posso fare io nel mio piccolo farò tutto il necessario, tutto il possibile affinché il prossimo candidato della Regione Veneto sia un leghista, perché io ritengo che per il nostro partito, e quindi faccio un riferimento interno al partito, io credo sia qualcosa di irrinunciabile. Il Veneto all'interno della Lega ha un peso e un significato che per noi è, come ho detto tante volte, la linea del Piave. Se noi perdiamo la guida del Veneto, perdiamo un simbolo, perdiamo qualcosa che per la Liga Veneta e per la Lega è fondamentale. Quindi ragionamento interno, massimo rispetto di Flavio Tosi, che è un ottimo politico ovviamente, però ragionamento interno, secondo me la Lega dovrà fare tutto il possibile per mantenere la guida del Veneto. Tutto è possibile fare la guida del Veneto, dello stesso tenore le dichiarazioni dei giorni scorsi di Roberto Marcato e di altri esponenti della Lega. Adesso andiamo in diretta da Tiziana Bolognani a Belluno. A te la linea Tiziana. Buongiorno direttore, grazie per la linea. Siamo nella sala crisi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. Fortunatamente alle nostre spalle, ve lo vedete, la ripartizione geografica della provincia di Belluno in relazione ai comandi e alle disponibilità che ci sono in questo momento. Fortunatamente, vi dicevo, è una sala crisi silente, perché nonostante ci sia un'allerta fra giallo e rosso in provincia di Belluno non ci sono situazioni di grandissima emergenza. Quello che invece sta accadendo nel resto del Veneto è puntualmente sintetizzato in questo intervento dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che prego la regia di mandare in onda. La perturbazione prevista sta interessando dalla serata di ieri il territorio del Veneto. Avevamo previsto delle precipitazioni importanti soprattutto nella zona pedemontana e prealpina, oltre 200 mm di picco previsti tra oggi e domani. Nella zona di Recoaro abbiamo già superato nelle prime ore appunto della mattinata di oggi i 90 mm di pioggia, quindi precipitazioni piuttosto importanti. Monitoraggio particolare di tutti i corsi d'acqua, ma in modo particolare del Bacchiglione, dell'Agno, del Gua e del Retrone,
e è già stato parzialmente aperto il bacino di laminazione di Montebello e sta per sfiorare il bacino di laminazione di Colombaretta. Ovviamente il monitoraggio continua, continuerà a piovere anche nelle prossime ore e anche nella giornata di domani, sia pur in attenuazione. Quindi il monitoraggio continua, massima attenzione soprattutto nella zona montana e pedemontana. Montana perché la temperatura si alzerà e quindi le precipitazioni nevose si alzeranno di quota e quindi ci sarà della neve che si scioglierà, quindi rischio valanghe che si aggiunge a rischio dissesti e eventuali situazioni localizzate di allagamenti. E i principali corsi d'acqua hanno già superato il primo livello di soglia e in alcuni casi anche il secondo. Ecco, così Bottacin nel suo aggiornamento relativamente a pochi minuti fa, e pochi minuti fa era con noi il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, Matteo Carretto, che è stato proprio chiamato per una videoconferenza urgente con tutti i comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco dal Dipartimento regionale di Protezione Civile per fare un po' il punto della situazione anche a livello regionale. E quindi a noi non resta che farvi vedere la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e quello di dirvi che naturalmente in montagna sta nevicando, che i passi restano chiusi, che per il rischio di valanghe che si è innalzato a grado 4 resta chiuso il passo Giau, che ANAS e Veneto Strade hanno attivato il piano neve che naturalmente prevede la reperibilità H24 fino alla fine dell'emergenza. I COC sono aperti in diversi comuni della nostra provincia, dove il monitoraggio in questo momento è rivolto principalmente ai corsi d'acqua. Nevica fino dai 1000 metri di quota in su, soprattutto sta nevicando nella fascia prealpina e pedemontana, con apporti nevosi che vanno fino a 25 centimetri nell'area bellunese, fino a 60 centimetri nell'area vicentina e veronese. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Tiziana Bolognani, poi ci collegheremo di nuovo per altri aggiornamenti, daremo anche il bollettino che è stato diramato poco fa dalla Regione del Veneto con le ultime novità. Allora vediamo il titolo del Gazzettino su una vicenda e torniamo ovviamente alla cronaca. Gli scontri di Pisa, il vescovo emerito di Chioggia. Una dichiarazione shock. Bianca Berlinguer: mi piacerebbe fosse aggredita e che le forze dell'ordine si voltassero altrove. Una polemica innescata dal vescovo, ci saranno reazioni vivacissime rispetto a questa dichiarazione, davvero insolita per un alto prelato. Altra notizia, qui siamo a Rovigo, picchiato mentre porta rifiuti ingombranti all'ecocentro, naso fratturato e contusione al volto per Massimo Maneo. E poi ovviamente andremo tra poco da Valentina Visentin, collegata da Padova, perché pioggia senza sosta, Cervarese, Santa Croce in sofferenza della zona ovest del Padovano, occhi puntati sulla piena del Bacchiglione. Andiamo avanti con la cronaca nera, per cui passeremo dalla cronaca al maltempo e anche alle reazioni alla vittoria clamorosa della candidata del centro-sinistra Alessandra Todde in Sardegna, alle regionali della Sardegna. Ieri sera a Mestre un fatto gravissimo che è accaduto in Corso del Popolo. Sentiamo Ilaria Marchiori. È caccia all'uomo un rumeno sui 30 anni che ieri, alterato dall'alcol, ha colpito con un coltello 2 titolari del bar pasticceria nel cuore di Mestre. Uno dei feriti ha riportato un taglio fondo fra la testa e la fronte, fino alla guancia. L'uomo ha rischiato di perdere l'occhio. Tutto è accaduto in serata. Secondo le testimonianze, l'aggressore assieme ad un connazionale stavano bevendo diversi alcolici seduti al tavolino. Al momento di pagare avrebbero detto che sarebbero passati il giorno dopo per saldare il conto. A quel punto è intervenuto uno dei proprietari del locale,
anch'essi stranieri, originali del Bangladesh, che ha chiesto invece di essere pagato subito. Ne è nata una violenta lite. Perché non paghi? Dopo è lui che a coltello, no? Arrabbiato, ha fatto rompere come un bicchiere, no? Dopo il proprietario è uscito fuori che perché hai fatto rompere i bicchieri. Dopo lui ha tirato fuori il coltello e il capo ha fatto paura, è entrato dentro e ha fatto chiudere porta. Impaurito il titolare si è chiuso dentro il bar, ma il trentenne furioso e violento ha preso a calci la vetrata mandandola in frantumi. In mano sempre un coltello con lama lunga. Quando era rotto specchio, dopo lui ha fatto coltello così, già ha fatto tagliare fino a qua, dopo è arrivato il polizia, hanno portato e lui è scappato via direttamente. Ha colpito il titolare procurandogli un taglio fondo, ferito in maniera lieve il secondo proprietario che si trovava accanto. Poi il rumeno è fuggito facendo perdere le tracce. Sul posto il SUEM che ha portato i feriti in ospedale e la polizia. In queste ore sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per dare un nome ed un volto all'aggressore. Questo era il servizio di Daniela Sizzia. Adesso andiamo in diretta da Treviso per i commenti sul risultato del voto in Sardegna. C'è uno scontro all'interno della Lega, del centrodestra. Subito in diretta con Anna De Roberto in compagnia del vice segretario regionale della Lega Riccardo Barbisan. Eccoci direttore, buongiorno. Sì, siamo in compagnia di Barbisan che neanche questa mattina, ieri ha fatto un post al Vetriolo dove racconta come Sardegna e Veneto siano due regioni identitarie e quindi insomma l'esito del risultato che in qualche modo lei Barbisan aveva previsto evidentemente è un esito che va assolutamente studiato, analizzato e lei ha concluso il post dicendo imparata la lezione. Riccardo Barbisan, che cosa voleva dire? Che cosa ci insegna questo voto in Sardegna anche appunto per il Veneto e per come il centrodestra potrà muoversi per la candidatura per il Veneto? Ci insegna che nulla è scontato, tanto più in terre fortemente identitarie come Sardegna e Veneto che condividono secoli di storia autonoma rispetto al Regno d'Italia e quindi anche oggi un desiderio di autonomia all'interno delle istituzioni regionali, un forte senso di appartenenza. E ci insegna il fatto che le candidature non devono essere o sembrare calate dall'alto, ma devono nascere dal contesto nel quale poi si voterà. E quindi io dico attenzione a quello che è successo in Sardegna perché dispiace aver perso una regione per lo 0,3%, vediamo che in altri contesti non succeda lo stesso, magari essendo più, come si può dire, attenti a logiche di divisione dei territori quanto invece a cogliere gli umori profondi. Il Veneto è una terra profonda, la Sardegna è una terra profonda e bisogna fare in modo che le candidature non siano calate dall'alto ma addirittura che nascano secondo me dal territorio. Ecco, e questo io volevo assolutamente dire questo con il mio post, quindi di avere maggiore attenzione a quello che i territori vogliono esprimere. Insomma, in qualche modo state lanciando un messaggio anche agli alleati. Non immaginate di calare un candidato dall'alto in Veneto. Il candidato deve essere della Lega. Abbiamo capito correttamente. Tra l'altro, direttore, ti segnalo diverse reazioni ovviamente. Massimo Bitonci ha fatto un post in cui rilancia il terzo mandato, emendamento di recente appunto affossato, emendamento della Lega affossato dagli stessi alleati. Allora voi che cosa dite agli alleati? Perché non accada in Veneto quello che è accaduto in Sardegna? Che la scelta per il prossimo governatore della Regione Veneto deve essere fatta in Veneto, deve apparire ed essere fatta in Veneto, deve essere condivisa dai veneti, non deve essere figlio di un incontro in un palazzo a Roma nel quale il Veneto viene trattato come un territorio a cui si assegna qualcuno da votare. Se così fosse si corre da soli? Se la scelta non fosse condivisa, non apparisse condivisa la nostra base che fortemente ci chiede di riappropriarci della nostra identità anche con una corsa solitaria, questo non è escluso, anzi è possibile. Insomma, vi stiamo lanciando questa notizia qui da Treviso. Direttore, io vi propongo anche un paio di passaggi di Ring di ieri dove hanno parlato sia Flavio Tosi che Alberto Villanova. Ognuno ha analizzato, hanno analizzato le dichiarazioni che sono state fatte e anche l'esito del voto. No, mi dicono che le avete già fatte vedere. Allora farei un ultimo passaggio, direttore, con Riccardo Barbisan. Come mi muoverete adesso? Vi siete, come dire,
già sentiti con gli alleati. Salvini ha detto se non si ripropone un candidato che ha funzionato e non si consente a lui un secondo mandato, questo è il risultato. Beh, è sempre più difficile cambiare cavallo e poi vedere il cavallo cambiato vincitore. Questo perché la continuità di solito porta anche con sé un patrimonio di consenso cresciuto negli anni, no? Quindi diciamo il cambio di candidato è sempre un pericolo. Si sa che un sindaco al secondo mandato è più difficile che perda, un sindaco che si candida per la prima volta e scontrandosi per la prima volta è più facile che possa avere un consenso minore. Questa è una regola della politica. Ma c'è la possibilità di rilanciare un terzo mandato, Barbisano? Cioè voi potete rimettere in pista questo emendamento? Credo che oggi come oggi, con quello che è successo, possa trovare maggiore forza e maggiori ragioni il nostro desiderio di porre al centro del dibattito parlamentare la questione del terzo mandato. Dopodiché il Parlamento è sovrano, non è che finisce il centrodestra se non si fa il terzo mandato, ma noi crediamo di aver posto un tema di democrazia sul quale bisognerà pure esprimersi e sul quale, voglio dire, non è lesa maestà parlarne, ecco. Ecco direttore, allora io con questa notizia, no, Lega anche pronta a correre da sola se non si dovesse trovare, come dire, una buona quadra con gli alleati, restituirei la linea da Treviso. Grazie molte ad Anna De Roberto e a Riccardo Barbisan, che è il vice segretario regionale della Lega, segretario Alberto Stefani ed assessore al bilancio del comune di Treviso. Vediamo ancora sulle elezioni uno dei tanti titoli usciti questa mattina. Alessandra Todde, nuova governatrice della Sardegna. Conte e Schlein, il vento è cambiato. L'ex sindaco di Cagliari Truzzu si carica il peso della sconfitta. Cagliari mi ha votato contro, non solo Cagliari ha votato contro Truzzu, ma anche Sassari. Infatti in un'isola come la Sardegna candidare un sindaco di Cagliari significa avere contro tutti quelli che votano a Sassari. Sono i campanili che valgono sul territorio ma anche sulle isole. Andiamo avanti con la cronaca nera perché tiene sempre banco. È morto a 38 anni durante un ricovero in psichiatria. Siamo a Padova, è stata aperta un'indagine per omicidio colposo. La procura vuole chiarire il tipo di farmaci che sono stati somministrati. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Al momento però non ci sono indagati. La procura di Padova vuole vederci chiaro sulla morte di un 38enne deceduto lo scorso 21 febbraio dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, dove era entrato per un ricovero volontario il 15 febbraio. Quando è morto stava vivendo uno stato di forte agitazione. Nelle scorse ore è stata svolta l'autopsia. L'indagine è stata affidata ai poliziotti della squadra mobile di Padova dopo che il caso del giovane era stato segnalato alla direzione medica. La sua cartella clinica è già stata acquisita. Si vuole accertare che tipo di farmaci e in che dosaggio siano stati somministrati al 38enne e se si sia verificata una reazione allergica. Il padre del ragazzo era stato accanto al figlio nei momenti di agitazione ma successivamente era stato allontanato dai medici. La famiglia del 38enne vuole vederci chiaro e capire cosa abbia portato alla morte del loro figlio. Ci vorranno almeno 3 mesi prima di poter avere il risultato dei test tossicologici. E di nuovo il maltempo, andiamo nel Padovano, traffico in tilt nelle strade di Padova e poi ad Abano Terme, una situazione difficile con strade allagate, ad Abano Terme anche a Cervarese, in diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, noi siamo proprio ad Abano Terme nella zona di Monte Ortone, quella che più sta sentendo le ripercussioni di questa ondata di maltempo. Vedete questa strada che è stata chiusa e passano solo i mezzi di assistenza perché questa è una delle strade allagate della comune termale. Qui con me c'è anche il sindaco Federico Barberiato che questa mattina appunto ha disposto le ordinanze per chiudere certe zone, certe vie di Abano.
Abano, quelle dove si sono verificati gli allagamenti. Diamo delle indicazioni, sindaco, anche per i cittadini di Abano. Sì, la Regione Veneto ha emanato uno stato di allerta arancione per tutto il Veneto. Qui ad Abano abbiamo alcune zone vicine agli argini, vedete, che stanno tracimando. Abbiamo quindi via Appia Monterosso, via San Bartolomeo, via Pillon, alle Giarre via Giarre, via Levante Ferrovia, via Ferro Pezzolo a Monterosso, che sono monitorate. C'è il divieto di accesso con l'indicazione della strada allagata. Invitiamo tutti a non percorrere queste vie quando trovano il divieto, perché diversamente dobbiamo fare come qualche minuto fa, che siamo intervenuti con i vigili del fuoco per aiutare una macchina che si era adagiata sull'argine. Massima attenzione, fino a domani abbiamo allerta arancione, quindi abbiamo le protezioni civili, le 2 squadre di protezione civile, la polizia municipale, l'ufficio tecnico, tutti in servizio per monitorare lo stato di alcune zone della città, soprattutto quelle più basse e quelle adiacenti agli argini. E ai magazzini comunali stiamo facendo i sacchi con la protezione civile, che vengono dati naturalmente ai nostri residenti che si trovano in queste zone. Massima attenzione, perché ho visto alcune auto transitare nonostante il divieto. Ecco, massima attenzione, perché non si può scherzare in queste situazioni. Infatti vediamo, c'è anche adesso un'auto che sta passando ed è molto pericoloso, perché come si può vedere dalle immagini di Cristian Roque Allende, dove finisce la strada e inizia il canale è impossibile trovare, insomma, il punto di fine d'inizio, perché l'acqua ha tracimato e sta invadendo la strada. Una situazione critica per il maltempo che appunto riguarda la zona termale, ma anche i colli e il comune di Cervarese Santa Croce, che presenta un'importante area golenale, e anche in questo caso il sindaco di Cervarese Santa Croce ha disposto la chiusura di alcune strade. Per quanto riguarda la città, la situazione di Padova, i livelli del tronco maestro del Bacchiglione sono sotto controllo e costante monitoraggio. Quello che c'è da registrare in città è ovviamente un disagio al traffico e alla viabilità cittadina, anche con i cantieri che, come ben sappiamo, sono in corso in questo periodo, e combinati con la pioggia, questa mattina ci sono verificate lunghe code e rallentamenti nella parte di via Gattamelata e tutta la zona verso via Manzoni in centro a Padova. Il maltempo, insomma, le previsioni sono ancora pessime per le prossime ore. Abbiamo dato appunto delle indicazioni per quanto riguarda la situazione della zona termale. Da Abano è tutto, la linea allo studio. Grazie molte Valentina Visentini al suo ospite. Intanto è arrivato un aggiornamento dalla Regione, sempre a Padova. Attenzionato il fiume Bisato, che è in rapida crescita, servizio di piena anche a Vicenza con l'apertura del bacino di Montebello, c'è la cassa di laminazione. Sono stati attivati per il momento 3 sifoni, sottraendo alla piena del torrente Gua 20-25 centimetri. Si sta valutando anche l'utilizzo del bacino dell'Orolo. Su Verona è aperto servizio di piena per l'Alpone, mancano pochi centimetri allo sfioratore della Colombaretta, un linguaggio tecnico che usano gli esperti dell'ARPAV. A causa di alberi caduti sui binari per il maltempo e soprattutto il forte vento, la linea ferroviaria tra Verona e Mantova è stata chiusa questa mattina per circa 1 ora e mezza fra Roverbella e Sant'Antonio Mantovano. Ancora la cronaca, l'omicidio del Grappa con la morte di un giardiniere albanese. È stato un 17enne di buona famiglia ad ucciderlo. Sta prevalendo la pista della prostituzione minorile. Parla l'avvocato, intervistata in esclusiva da Nicola Marcato, che dice del suo cliente che è sconvolto ma che sta collaborando. Chiaramente è sconvolto, è comprensibile. Le posso solo dire che ha risposto alle domande del giudice, che ci sarà a breve un ulteriore interrogatorio richiesto dalla difesa che articolerà meglio i contorni di questa vicenda. Null'altro le posso dire.
Non sono nemmeno le 13 quando l'avvocato Elisa Berton lascia il Tribunale dei minori di Venezia, dove era entrata poco dopo le 9 per presenziare all'udienza di convalida del fermo del suo assistito, il 17enne italiano accusato dell'omicidio del 39enne albanese Bledar Dedia, trovato morto all'alba del 21 gennaio in un bosco vicino a Paderno del Grappa. Il teenager ha quindi collaborato e tornerà a farlo nel corso di un altro interrogatorio. Al momento avrebbe fatto parziali ammissioni dopo la prima confessione rilasciata ai carabinieri quando la scorsa settimana si sono presentati alla porta della sua abitazione. L'ho ucciso io, avrebbe detto in quel caso prima che lo prelevassero per portarlo al carcere minorile di Santabona, misura cautelare che è stata convalidata dal GIP. La stessa legale invita però alla cautela, rappresentando un quadro più complesso e forse inquietante. Le ha detto qualcosa in particolare? Ho già risposto a tutto quello, anzi ho già reso le dichiarazioni che ritenevo di poter rendere trattandosi di un soggetto minorenne, di una vicenda che ha contorni molto più articolati di quello che emerge in apparenza. E qui si aprono due capitoli, quello del movente e quello del contesto nel quale sarebbe maturato il delitto, un quadro di prostituzione minorile emerso anche dal secondo cellulare in uso alla vittima, dove sarebbero state recuperate le chat che Bledar condivideva con altri giovani, anche minori, e soggetti di età più adulta. Intanto si aggiungono altri particolari su quel maledetto pomeriggio del 20 gennaio, quando il 17enne sarebbe stato ripreso dal sistema di telecamere di Pieve del Grappa mentre saliva nell'auto di Bledar e poco più tardi da solo nell'atto di fare autostop con un uomo della zona che lo avrebbe accompagnato a prendere il pullman. Anche l'auto di quest'ultimo sarebbe stata posta sotto sequestro in una prima fase. Non solo, il teenager quella sera si sarebbe poi presentato al pronto soccorso per farsi medicare una ferita alla mano, probabilmente dovuta al contatto con la lama del coltello da cucina usato per colpire Bledar, martoriato con una decina di fendenti. Tracce di sangue, DNA, telecamere, chat private, il mosaico alle pendici del Grappa si sta componendo in tutta la sua inquietante complessità. Oggi in regia Francesco Cerone e Renato Capoia, il coordinamento dei molti collegamenti per il maltempo di Lina Paronetto. Andiamo avanti con la cronaca. Una maxi evasione per quasi 3 milioni e mezzo di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Belluno. Ricavi riconducibili ad attività di prostituzione investiti per lo più nella compravendita di immobili tra Cortina, Treviso, Padova e Venezia. In sostanza una escort diventata milionaria in pochi anni perché appunto non dichiarava nulla al fisco. Una chiesetta a Treviso, aree comuni condominiali a Mira nel Veneziano e poi appartamenti acquistati e venduti anche in perdita per ripulire denaro sporco. Un giro d'affari stimato in quasi 3 milioni e mezzo di euro, provento di presunta attività di prostituzione svolta da una 51enne di nazionalità rumena col benestare del marito trevigiano Dionè Fonte di 71 anni e della figlia 27enne, ai quali erano intestati circa una quarantina di conti correnti nei quali confluivano denaro e titoli di credito. È clamorosa l'operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, che dopo quasi un anno e mezzo di attività ha concluso il primo filone di una vasta indagine coordinata dalla Procura di Treviso. A dare il là all'indagine il monitoraggio di investimenti immobiliari a Cortina nell'ambito degli accertamenti avviati per garantire la legalità in vista delle Olimpiadi 2026. È un'attività che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che ci ha consentito in questo caso di trovare questa situazione perlomeno strana, visto che c'era un acquisto importante di un immobile fatto per circa 700.000 euro da parte di una persona che non aveva capacità patrimoniali, reddituali. Appostamenti, intercettazioni, pedinamenti hanno fatto arresto e il cerchio si è chiuso nei confronti di 7 persone. Oltre alla donna, i componenti della sua famiglia sono stati denunciati per evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. Altre 3 persone, un 39enne romeno, un 54enne milanese e un 49enne trevigiano, questi ultimi anche per favoreggiamento della prostituzione. In capo a loro il compito di pubblicare annunci nei siti per agevolare gli incontri fra la donna e i clienti al di sopra di ogni sospetto. Il giro d'affari ricostruito abbraccia un periodo tra il 2016 e il 2023. I proventi utilizzati per l'acquisto di 19 beni immobili fra le province di Treviso, Padova, Belluno e Venezia. Il sequestro preventivo operato dalle
le fiamme gialle riguarda 2 fabbricati, un terreno, 4 auto e disponibilità finanziarie giacenti in 5 banche. Sequestrati anche 9 device che saranno presto sottoposti a analisi forense perché l'indagine potrebbe riservare ancora interessanti sviluppi. Adesso dobbiamo cercare di capire anche se vi sono intanto ulteriori capitali e effettivamente anche dove sono stati poi investiti, se vi sono stati anche ulteriori investimenti, quindi l'attività prosegue perché abbiamo sequestrato la settimana scorsa documentazione amministrativa oltre che personal computer, cellulari e quindi vedremo, approfondiremo, continuiamo, le indagini continuano. Oggi l'inaugurazione a Venezia dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Andiamo in diretta da Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. L'inaugurazione si è conclusa all'incirca mezz'ora fa. È stata un'inaugurazione che ha visto anche la presenza di numerosi esponenti di politica regionale e locale, oltre naturalmente a quello delle forze dell'ordine. La Corte dei Conti, lo ricordiamo per i nostri telespettatori, è quell'organo che vigila e controlla sia i conti pubblici dello Stato che la spesa pubblica. A questo proposito noi tra l'altro abbiamo avvicinato a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore regionale, cioè il presidente Ugo Montella, che è proprio colui che all'interno della Corte dei Conti del Veneto inizia le indagini, fa partire le indagini se qualche cosa non torna. Sentite cosa ci ha detto. Le chiedo su cosa si è concentrata maggiormente l'attività della Corte dei Conti dell'anno trascorso? Quest'anno? Sì. Bonus di vari generi. Illecita acquisizione di risorse in materia di contributi energetici, per il quale il Veneto veramente mi ha stupito in senso negativo. Anche per i numeri, la frequenza, i numeri e l'entità economica di queste illecite acquisizioni. Moltissimi mancati diversamenti di tassa di soggiorno da parte di strutture ricettive, veramente tantissimi, che ci ha lasciati un po' perplessi. Moltissime situazioni venendo alle situazioni di colpa grave, situazioni di mancate svolgimento di attività incompatibili da parte di altissimi professionisti, di professori universitari, medici che sono in regime di intramenia e che quindi invece poi fanno anche libera professione, violando quello che è il regime di esclusività del rapporto col servizio sanitario, per importi considerevoli. Queste sono state le situazioni più frequenti, diciamo. C'è poi un fascicolo che rimane in sospeso qui alla Corte dei Conti della Regione Veneto ed è quello per la pista da bob di Cortina, quella che servirà per le Olimpiadi. Era stata aperta un'indagine quando, un fascicolo anzi, quando sembrava che la pista non si dovesse più fare, poi ci ha detto il procuratore Montella, ci siamo fermati perché a quanto pare sembra che la facciano, ma su quello stiamo ancora in attesa. In conclusione poi i problemi che sono stati denunciati oggi sono quelli che riprendono un po' tutti gli organi dello Stato, a partire dalla mancanza di personale. Anche la Corte dei Conti del Veneto denuncia una carenza di organico che ne limita l'attività. Con questo per ora da Venezia è tutto. Direttore, ti restituirei la linea. Grazie molte a Filippo Fois dalla Corte dei Conti di Venezia. Adesso torniamo sul maltempo. Ovviamente c'è paura nell'Alto Vicentino dopo gli smottamenti e le frane in Valsugana per altri dissesti idrogeologici. Andiamo subito da Sharon Di Carlo che è a Marostica. A te Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Continua a piovere e cresce la paura. Siamo qui a Marostica, sono con il sindaco Mattamozzo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Qual è la situazione, sindaco? Beh, allora in questo momento è uno stato di apprensione, anche se stiamo tenendo monitorato tutto il territorio con gli uomini della protezione civile. Questa mattina
Questa mattina abbiamo attivato il COC e abbiamo le squadre fuori che continueranno i giri di monitoraggio fino alla serata. In questo momento ci troviamo tra il torrente Valletta e Marco Alda, vicini alla confluenza sul torrente primario di Marostica, che è il Longhella. Rispetto a questa mattina ci siamo alzati in alcuni punti anche di 80 centimetri, però la situazione, come potete vedere, sta scorrendo in modo adeguato, proprio memore anche dei molti lavori fatti negli ultimi 5 anni. Di fatto sulla prevenzione del rischio idraulico, solo sui torrenti tra Comune di Marostica e vari enti del territorio, quindi Genio Civile, Forestale e Consorzio di Bonifica, abbiamo investito oltre 1.200.000 euro per garantire la sicurezza idraulica di tutti i cittadini. Direttore, lo vede anche dalle immagini di Renzo Igon che adesso inquadrerà, ci sono gli uomini della protezione civile che sono qui proprio sul posto per monitorare la situazione. Io intanto torno dal sindaco. C'è paura di frane anche in questo momento? Sì, in questo momento siamo in allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico. Cosa vuol dire? Che abbiamo anche l'allerta per le aree collinari. Diciamo che forse più che oggi il vero problema lo riscontreremo domani e nei prossimi giorni dal punto di vista frane. In questo momento stiamo monitorando i piccoli movimenti che ci sono normalmente sul territorio, ma non abbiamo niente di particolare da segnalare. In questo momento il rischio primario è su appunto canali primari e secondari. Nei prossimi giorni andremo sulle frane. C'è una previsione per i prossimi giorni? Ovviamente non si può in questo momento, ma come siete attrezzati? L'allerta rossa con il COC è attivo fino a domani, di fatto anche su indicazione della Regione e del Servizio di Protezione Civile regionale, e terremo monitorata tutta la situazione. Noi le squadre le abbiamo pronte, però direi che se continua anche così la pioggia con questa costanza, sicuramente la rete scolare riesce a resistere. Un aumento vedremo come andrà. Grazie al sindaco di Marostica Matteo Mozzo. Direttore, da Marostica per il momento è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie molte, grazie a Sharon Di Carlo e al sindaco di Marostica. E adesso, visto che siamo da quelle parti, vediamo che cosa stanno combinando i lupi, vediamo sull'altopiano. Ancora una predazione feroce ad Asiago. Una decina di lupi sono entrati in una baracca nella tenuta di Ernesto Rigoni in via Villa Rossi. Poco prima dell'alba, infatti, andando verso la zona dove l'uomo alleva altri animali, si è accorto che mancavano all'appello 3 asini e stavolta la predazione ha connotati diversi rispetto alle altre subite nell'ultimo anno da Rigoni. È lui stesso a raccontarci come sono andate le cose. Sono entrati una decina di lupi, 10 o 11, dicono che sono. Questa notte, non so, verso dopo le 2:30, 3, sono andati via stamattina all'alba e hanno ucciso 3 asini che avevo dentro in un box, dentro in una baracca chiusa, ma siccome sono talmente spaventati che hanno buttato giù la serratura, diciamo il catenaccio, e sono scappati fuori e dopo li ha fatti fuori, sono 3 completamente mangiati e 1 ferito. Ne avevo una quindicina, me ne sono rimasti 2, ecco, 2 più una giovane. Dunque stavolta i lupi si sono spinti oltre, sono entrati in un box chiuso e approfittando della paura degli asini hanno colpito. Non voglio neanche più sprecare fiato perché secondo me sono superflue, perché la gente che conta, che è in politica, se ne fregano tutti quanti. Qua vedo tutto, lasciano passare, tanto succede agli altri, ecco, ma chi dovrebbe essere interessato a risolvere il problema vedo che non lo risolve, insomma. Torniamo alle elezioni in Sardegna e alle ricadute che potranno avere su altre consultazioni sui quadri politici nazionali e locali. Ringrazio e saluto molto l'onorevole Andrea Martella, che è segretario regionale in Veneto del Partito Democratico. Buongiorno segretario. Buongiorno direttore, a lei e a tutti i suoi telespettatori. Insomma, è stata una vittoria clamorosa di Alessandra Todde con il campo largo, l'asse tra Partito Democratico e 5 Stelle ha funzionato. Credo che questo, lo evinco anche da dichiarazioni che lei ha reso questa mattina, sia l'inizio di una prospettiva nuova, no? nel segno dell'unione che fa la forza.
Beh sì, credo che si dimostri che se riusciamo a essere uniti, riusciamo a rappresentare un'alternativa credibile alle forze di destra che attualmente governano il nostro paese e che governavano la regione Sardegna. E questo lo dico anche in relazione al fatto, scusi, che siamo stati uniti. Capita anche a me addirittura ogni tanto sparisce la voce, quindi so che diventa un problema. Ho avuto questo qua, dicevo, siamo riusciti ad essere uniti in una situazione in cui una parte delle forze politiche come Italia Viva e Azione avevano deciso di sostenere un altro candidato, quindi diciamo che se l'unità fosse stata ancora maggiore non ci sarebbero stata proprio partita, e questo deve indurre tutti, io credo anche le forze del cosiddetto terzo polo, a raggiungere un livello di unità importante a livello regionale e in futuro a livello nazionale. È stata naturalmente anche una bellissima vittoria di Alessandra Todde, una candidata competente, intelligente, che ho avuto modo di conoscere durante l'esperienza dei precedenti governi e che sicuramente ha saputo interpretare questa voglia di cambiamento che c'era in Sardegna. Onorevole Martella, le lascio bere un sorso d'acqua perché le dico, so cosa vuol dire avere problemi di voce. Adesso magari ci colleghiamo con Luisa Bertini a Vicenza, facciamo un aggiornamento sul maltempo e poi torniamo da Andrea Martella tra pochissimo. Allora andiamo a Vicenza, dove è sotto controllo il Bacchiglione. Sentiamo le ultime notizie. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è appena conclusa una riunione, noi siamo all'interno del COC che è stato aperto ieri, siamo in compagnia dell'assessore alla protezione civile Matteo Tosetto proprio per fare il punto, perché il fiume attenzionato appunto per il momento non è il Bacchiglione ma è il Retrone, la cui piena è prevista a breve. Quali sono le aree più critiche e cosa sta facendo la protezione civile insieme agli agenti per avvisare anche i cittadini, perché il rischio insomma è imminente? Sì, la giornata di oggi purtroppo sarà particolarmente interessato proprio il Retrone, mentre il Bacchiglione probabilmente sarà interessato domani. Abbiamo già fatto uscire delle pattuglie della polizia locale con dei megafoni già da questa mattina per avvisare la popolazione lungo Viale Fusinato e a Sant'Agostino per allontanare i mezzi, gli automobili o i beni insomma, mobili che sono magari interessati negli interrati. Abbiamo già posizionato i sacchi di sabbia dalle 8 di questa mattina in Viale Fusinato, li abbiamo messi anche in Contra Santi Apostoli e messi anche in Piazza Matteotti proprio per anticipare eventuali situazioni di criticità. Abbiamo dovuto chiudere, sentite la dirigente scolastica, la scuola elementare di Sant'Agostino e la nostra scuola materna comunale, e già da questa mattina i genitori sono andati a prendersi i bambini e oggi pomeriggio la scuola elementare non farà lezione. Tra l'altro proprio a causa dei fossi voi avete chiuso anche delle strade che sono state allagate. Sì, le grosse criticità le abbiamo viste fin da subito questa mattina proprio perché sta piovendo molto in un arco di tempo molto stretto e quindi i fossi, nonostante appunto MCPS, gruppo di protezione civile, li avessero puliti magari in particolar modo alcune griglie, non stanno più ricevendo acqua, i campi sono già fortemente bagnati, pertanto l'acqua si è riversata nelle strade. Abbiamo dovuto chiudere un tratto di strada Bertesina e un tratto di strada 7K, stiamo tenendo monitorate altre strade, la zona particolarmente più interessata è quella della zona est. Ecco, quindi si rinnova un po' l'appello anche ai cittadini della zona ferroviaria e della zona Sant'Agostino di togliere le strade le auto dalle strade e insomma di portare attenzione almeno per le prossime 2 ore, per le prossime ore. Questo è tutto per il momento da Vicenza, se ci fossero altri aggiornamenti ovviamente richiederemo la linea. Grazie molte a Luisa Bertini e a Tosetto. Torniamo dall'onorevole Andrea Martella sulle reazioni al voto in Sardegna. Ha vinto Alessandra Todde per uno scarto di voti
molto, molto piccolo, diciamo, rispetto sembrava che potesse avere un distacco maggiore, ma insomma ha vinto e lo sconfitto è il centrodestra. Adesso, onorevole Martella, reazioni all'interno del centrodestra, Salvini che si è lamentato subito con Giorgia Meloni, che aveva voluto sostituire il candidato Solinas, che era il governatore con l'ex sindaco di Cagliari, che si sta dicendo adesso non sarà stato certamente votato da Sassari, per cui era un candidato, probabilmente era un candidato sbagliato. Però nel contesto di questa sconfitta del centrodestra gongola una parte consistente della Lega Veneta, perché, come diceva poco fa Riccardo Barbisan, è importante scegliere il candidato giusto, quello che è più legato al territorio, quello che ha un maggiore consenso, e quindi in vista delle regionali la Lega si sta preparando ad affilare le armi. Lei pensa che in qualche modo la Lega possa poi ottenere il terzo mandato per Zaia, che per ora l'emendamento è stato bocciato dalla Commissione Affari Costituzionali? Direttore, penso che non ci sarà questa possibilità di questo ulteriore proroga del mandato dell'elezione del Presidente della Regione Veneto. Peraltro non si tratterebbe del terzo mandato, nel suo caso si tratterebbe del quarto mandato, perché il terzo lo sta già svolgendo, c'è già 15 anni di governo alle spalle della nostra Regione. Il no è stato inequivocabile in Commissione Affari Costituzionali, da parte innanzitutto di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. C'è stato un no anche del Partito Democratico, non motivato per ragioni di appartenenza politica, ma in nome del buon funzionamento delle istituzioni. Infatti, laddove esiste una carica eletta direttamente che esercita un potere esecutivo, è bene che ci sia una scadenza temporale a limitarla, e quanto dice la Corte Costituzionale in una sentenza recentissima dell'anno scorso. Non mi pare che anche alla luce dell'elezione della Sardegna possano avvenire cambiamenti, mi pare invece che si possa dire che quanto è avvenuto in Sardegna inciderà negativamente ancora nella coalizione di governo, perché io lo dico da tempo, sono molto divisi, si sono uniti su qualcosa che in questo momento appare più uno scambio, riforma dell'autonomia differenziata e riforme costituzionali, ma in realtà sono molto divisi su tante questioni. E anche in Veneto lo stiamo vedendo da mesi, non si parla più del Veneto, del lavoro, della sanità, della protezione civile, si parla ogni giorno dello scontro all'interno della maggioranza tra Fratelli d'Italia e Lega, e come lei ha giustamente messo in evidenza anche all'interno della Lega, con una polemica esplicita nei confronti di Salvini e con una richiesta di alcuni esponenti di ritornare alla Lega delle origini e quindi ad una impostazione diversa da quella che è stata data fin qui. Credo che le elezioni europee saranno da questo punto di vista uno spartiacque fondamentale anche per la politica veneta. Ecco, proprio è questo che volevo chiederle. Ieri Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno detto è cambiato il vento. Può davvero essere, secondo lei, un inizio di un'alternanza anche nel nord-est, anche in regioni come il Veneto, la Lombardia, Friuli Venezia Giulia? Allora, io sono sempre molto realista e quindi tendenzialmente unisco l'ottimismo, anche il realismo che deriva dalla conoscenza dei problemi, talvolta anche elettorali, che caratterizzano le regioni del nord. Però penso che questa sia una prospettiva giusta, e cioè la possibilità di avere un'alleanza plurale, politica e anche civica, con forze della società civile, che possa dimostrarsi un'alternativa di governo. Questo è il punto, cioè possa stare insieme non per una somma di voti, ma perché è in grado di essere un'alternativa credibile di governo. Le condizioni perché questo avvenga è che sia unito il centro-sinistra, e in Veneto forse questo
deve svilupparsi ulteriormente con una capacità di unire forze anche moderate, forze che hanno trovato in altri il proprio riferimento nel corso di questi anni, e questo sarà il mio impegno. Ma prima delle elezioni regionali del Veneto ci saranno le elezioni tra pochi giorni in Abruzzo e poi ci saranno in Basilicata. Ecco, io penso che quel vento si sentirà anche in queste elezioni. Per quanto ci riguarda, invece, possiamo dire che c'è una direzione giusta, che senza il Partito Democratico non c'è alternativa, che il Partito Democratico è il perno della costruzione di qualsiasi alternativa, e noi ci batteremo perché questo possa avvenire anche in Veneto, con la credibilità che deriva dal fatto che cerchiamo da un po' di tempo ogni giorno di occuparci dei problemi dei veneti. Grazie molto Andrea Martella, deputato del Partito Democratico e segretario regionale del PD. Grazie onorevole. Grazie a te, direttore. A presto, buon lavoro, buon lavoro. Andiamo l'8-9 giugno, come sapete ci saranno anche le amministrative, ci sono circa 300 comuni in Veneto in cui si voterà, tra questi Bassano del Grappa, scontro tra destra e sinistra, ma si è incuneato il centro di Luigi D'Agrò. Sentiamo. Verso le amministrative a Bassano, tra il caos e l'indecisione, tra destra e sinistra, il centro comincia a chiedere una maggiore attenzione da chi vive nella città ai piedi del Grappa. Ne sa qualcosa l'ex parlamentare, ex DC Luigi D'Agrò, che parla di una gran confusione culturale prima che politica. Bassano è un luogo, è un soggetto territoriale che probabilmente sente e avverte una carenza e una mancanza di quella politica di mediazione che aveva proprio in alcuni personaggi, in alcuni partiti, fondamento e tradizione. Personaggi, partiti, lei parla di un movimento di centro, un movimento centrista che non vada agli antipodi e da una parte e dall'altra, che si occupi della città, della comunità nel vero senso del termine. Guardi, lei ha toccato storicamente un fatto, però credo che ci sia anche questa necessità che tutti i partiti dovrebbero diventare per la loro parte centro, mentre il più delle volte, forse per questa ansia di prestazione, sono portati a coltivare e soprattutto lisciare il pelo a chi non si dovrebbe. Sta succedendo questo in vista delle prossime amministrative? Non posso non chiederglielo? Io sto cercando di fare una cosa molto semplice, cioè cercare con l'esperienza di guardare dentro le cose e soprattutto vedere se c'è qualche possibilità di tessere una tela che sia funzionale a Bassano e ai suoi cittadini. Così Luigi D'Agrò della Democrazia Cristiana, e ne vedremo delle belle da qui all'8 e 9 giugno. Pubblicità, 2 minuti e torniamo subito con voi. Daremo altri aggiornamenti sul maltempo. Vediamo, già che ci siamo, con Francesco Cerone e Renato Cappoia. Titolo del Corriere del Veneto: allerta meteo, allagamenti nel Padovano, fiumi sorvegliati a Vicenza. Tra pochissimo, state con noi. Anche i sindaci possono essere vittime di stalking, ne sa qualcosa il sindaco di Cadoneghe Schiesaro, che è stato minacciato da una donna che era già stata arrestata per aver dato a fuoco dei cestini della biblioteca comunale, era stata arrestata, adesso è stata rimessa in libertà. Questa mattina invece ci risvegliamo nuovamente con l'incubo di vederla girare per le nostre strade e non si sa chi sarà il prossimo. Ma veramente noi vogliamo pensare di poter lasciare libera una persona così? Ripeto, se deve essere curata perché ha bisogno, facciamolo, ma se invece è capace di intendere e di volere, bisogna consegnarla alla giustizia. È amareggiato il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro. Ieri la notizia dell'arresto della donna 27enne che sta seminando violenze e vandalismi nel comune della cintura padovana.
La donna, di origini rumene, è però già stata liberata in attesa del processo. Non capisco i motivi per i quali, una persona così pericolosa, che ha dato prova in queste settimane, direi anche in questi mesi, per non dire anni, di aver vandalizzato, distrutto, incendiato, minacciato non solo il sindaco, ma anche cittadine e cittadini di Cadoneghe che vivono la loro quotidianità tutti i giorni, ma anche svegliati la notte con campanelli che squillano, addirittura bottiglie a ridosso delle case e tentativi di incendio di cassette delle lettere anche in strade di campagna. Insomma, è diventata una situazione insostenibile che francamente ha quasi del paradossale. Per mesi la 27enne ha creato scompiglio a Cadoneghe, molte le segnalazioni giunte al primo cittadino, come queste foto che vi stiamo mostrando che testimoniano il suo passaggio nel novembre scorso. La donna è nota in paese e più volte il sindaco ha cercato una soluzione, tutto vano, fino all'apice di qualche settimana fa, quando, in un solo weekend, ha dato fuoco ad un compattatore dell'immondizia, ha vandalizzato il comune e ha tolto la luce e il gas, lasciando per un'intera mattinata al freddo i dipendenti comunali. Io tante volte ho chiesto l'intervento dei sanitari per valutare la sua situazione, perché se è una persona che va aiutata bisogna aiutarla, ma se è una persona invece capace di intendere e di volere, il trattamento deve essere chiaramente differente e bisogna consegnarla alla giustizia. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, è sotto indagine, sospetto che si sia macchiato del reato di appropriazione indebita, ma ovviamente c'è un'inchiesta in corso. Questo reato sarebbe stato commesso mentre era segretario del sindacato dei medici di medicina generale. Appropriazione indebita di circa 80.000 euro, questo quanto viene contestato al dottor Domenico Crisarà dopo la denuncia querela presentata alla Procura di Padova dalla FIMG, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, di cui Crisarà è stato segretario per 10 anni fino al novembre del 2023. Attualmente invece è presidente dell'Ordine dei Medici di Padova. La denuncia querela fatta dagli attuali vertici della FIMG chiede di far luce su un ammanco dei conti del sindacato dei medici di famiglia per le annualità 2022-2023 che supererebbe i 100.000 euro. 90.000 euro dal conto in cui vengono versate le quote dei medici per l'assistenza primaria, 15.000 dal conto in cui versano le quote i medici della continuità assistenziale. Spese che secondo il nuovo direttivo entrato in carica ad inizio dicembre del 2023 sarebbero riconducibili a Domenico Crisarà, che in qualità di ex segretario della FIMG di Padova poteva operare su quei conti. Crisarà, scrive il comunicato di FIMG, invitato a fornire chiarimenti su alcune spese, avrebbe ammesso che molte di esse non avevano un idoneo giustificativo. Servizio Valentina Visentin, in regia Francesco Ceron e Andrea Basso per questa edizione di Focus TG. Traffico in tilt lungo via Gattamelate, siamo a Padova a causa di un'auto in fiamme. Verso le 11.30 di lunedì, tra l'ingresso dell'Istituto Oncologico Veneto e il parcheggio multipiano dell'ospedale, una vecchia Peugeot 407 che proveniva dalla Stanga a causa di un guasto del motore ha improvvisamente preso fuoco. L'autista, mentre stava percorrendo la strada, si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso mentre l'auto è andata in fiamme. I pompieri che sono subito accorsi hanno spento l'auto, di cui è andato completamente bruciato il motore. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento della vettura sono terminate dopo circa un'ora. Inevitabili sono stati i disagi per la circolazione. Adesso torniamo alla sicurezza, vediamo cosa sta succedendo a Vicenza, che è una città dove c'è stata una recrudescenza in questi ultimi mesi del crimine. Sono state 169 le persone controllate nel centro di Vicenza durante l'ultima operazione di controllo straordinario del territorio cittadino attuato dal coordinamento della Polizia di Stato e la Polizia locale. 71 gli stranieri e 54 pregiudicati tra le persone identificate. Una trentina gli agenti complessivamente mobilitati dal pomeriggio di ieri a Campomarzo, il Quadrilatero e le zone limitrofe. Controllati anche su segnalazione dei residenti 2 bar in strada Cattane e Viale Trento e 4 sale scommesse
commesse. Con gli operatori delle volanti, l'Ufficio Immigrazione del Reparto Prevenzione Crimine di Padova e la Polfer, a coordinare le operazioni dall'alto anche un elicottero della Polizia del 10° Reparto Volo di Venezia, un modo per potenziare le operazioni d'alto impatto decise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza coordinato dalla Prefettura. Ricorderete l'aggressione avvenuta lo scorso gennaio di un 14enne che era stato pestato brutalmente nella stazione ferroviaria di Spinea. Sono stati identificati i suoi aggressori, sono 7 minorenni e un maggiorenne. La polizia ferroviaria, in collaborazione con la squadra di polizia giudiziaria compartimentale, è riuscita a risalire ai presunti responsabili dell'aggressione avvenuta lo scorso gennaio alla stazione ferroviaria di Spinea, a un 14enne colpito violentemente e spintonato fino a cadere sui binari. L'avrebbero accerchiato in 8. Si tratta di un maggiorenne, già aggravato da precedenti per spaccio di stupefacenti, e 7 minorenni, tra cui 3 ragazze di 15 anni già denunciate per altri episodi di violenza privata, minaccia ed estorsione. Quando gli agenti della Polfer a gennaio arrivarono sul luogo dell'aggressione, trovarono il 14enne in stato di shock con alcune ferite al volto, mentre il gruppetto di giovani aveva già fatto perdere le proprie tracce. A quel punto gli operatori raccolsero le descrizioni degli aggressori dai testimoni, primo tassello indispensabile per identificarli e successivamente rintracciarli. Sono stati denunciati in stato di libertà. C'è stata una raffica di controlli delle fiamme gialle tra Arzignano e Montecchio Maggiore. Sono state individuate 50 slot machine accese in orari non consentiti. Sono state sequestrate anche diverse dosi di stupefacenti. Raffica di controlli delle fiamme gialle. Ad Arzignano, Montecchio Maggiore, Chiampo e Valdagno, fari puntati su decine di locali per verificare il rispetto delle fasce orarie di spegnimento delle slot machine. In tutto sono stati trovati 50 apparecchi accesi in orari non consentiti. Ai trasgressori sono state contestate violazioni che complessivamente vanno da un minimo di 25.000 a un massimo di 75.000 euro. Nell'ambito della lotta alla droga, la Guardia di Finanza ha sequestrato tra Arzignano e Montecchio Maggiore decine di dosi di hashish. 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura per detenzione di stupefacenti a uso personale. I controlli continueranno in tutto il Vicentino nelle prossime settimane. Un furto alla Canottieri di Mestre, il ladro è andato a colpo sicuro sapendo esattamente come e in quale momento agire. Ora ci sono le telecamere, ma sono arrivate in ritardo, dice in questa intervista a Ilaria Marchiori il presidente della Canottieri di Mestre, l'avvocato Gandini. C'erano dei corsisti, erano state raccolte appunto una somma di 800 euro che era stata messa in segreteria in una busta così appoggiata sul tavolo, chiusa la porta, e evidentemente chi ha seguito l'operazione, ha seguito questo spostamento, è entrato subito, ha forzato la porta e ha preso la busta. Un colpo pianificato in pieno giorno verso le 11 del mattino alla Canottieri di Mestre in Punta San Giuliano. 800 euro il bottino, le quote di chi è iscritto ai corsi sportivi nella struttura. La segreteria non è stata messa a soqquadro, non è stata rovistata, quindi vuol dire che chi è andato a colpo diretto, chi è stato, sapeva bene dove andare e cosa fare. A quel punto non è rimasto che chiamare le forze dell'ordine, ma dal sopralluogo non sarebbe emerso nulla di utile. Se solo il ladro avesse agito il giorno dopo, sarebbe andata diversamente. La realtà è più divertente della finzione, nel senso che all'1, il furto è avvenuto verso le 11, all'1 sono venuti la ditta che avevamo incaricato a montare le telecamere. Quindi noi la settimana prima avevamo incaricato la ditta di mettere le telecamere, sono venuti un'ora dopo il furto. Non è la prima volta che la Canottieri finisce nel mirino dei malviventi. 4 anni fa una guardia giurata aveva evitato un furto che si stava compiendo nel bar. Ma questo non è nemmeno l'unico furto degli ultimi giorni. A Olmo di Martellago i ladri sono entrati in casa, camere da letto comprese, mentre marito, moglie e 2 figli dormivano, portando via soldi, gioielli e un'auto nuova. A Venezia invece, in Calle dei Fuseri, colpo messo a segno ai danni dell'Ottica Mantovani, gestito da fratello e sorella. Scarso bottino ma danni ingenti, e in attesa che gli addetti risistemassero tutto, i proprietari hanno deciso di dormire all'interno come vere e proprie sentinelle per evitare che qualcun altro potesse entrare.
Un'ultima ora arrivata poco fa, sono stati fermati per il reato di tentato omicidio 2 giovani moldavi coetanei del 19enne che era stato accoltellato domenica scorsa nel parco Aiez. Sono in stato di fermo, ovviamente si stanno accertando le loro responsabilità. È risultata positiva all'alcol test la 52enne al volante dell'auto che domenica alle 18 ha travolto un 31enne a Macerata sul Piave mentre attraversava la strada davanti alla chiesa. L'uomo si trova ancora in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stato sbalzato per 15 metri nell'impatto con la vettura. Per la donna, che aveva un tasso alcolico 2 volte oltre il consentito, è scattato l'immediato ritiro della patente. Non è stata l'unica fermata dai carabinieri che nella nottata nella zona di Castelfranco hanno sorpreso altri 3 automobilisti alla guida sotto l'effetto dell'alcol. Scomparsa 11 anni fa, ora i genitori di Marianna Cendron chiedono al Tribunale di Treviso la dichiarazione di morte presunta della giovane di paese svanita nel nulla dopo essere uscita dal lavoro a Salvarosa di Castelfranco. Aveva 18 anni, oggi ne avrebbe 29. 11 anni senza Marianna. Per i genitori Emilia e Pier Francesco Cendron, 11 anni di sofferenza, divisi tra la speranza di poterla un giorno rivedere ed il mistero di una scomparsa che nonostante tutte le indagini rimane ancora senza un perché. Ora i genitori della giovane svanita nel nulla il 27 febbraio del 2013 hanno deciso di mettere un punto fermo nella vicenda, almeno dal punto di vista burocratico, chiedendo al tribunale la dichiarazione di morte presunta. Un atto, spiega il papà, soprattutto a tutela dell'altro figlio. È nel caso che noi venissimo a mancare e questo comporterebbe dei problemi per lui perché non sarebbe possibile fare nulla, neanche vendere la casa perché Marianna non c'è. Si è costretti a farlo per questo motivo. Dopo un domani Marianna si rifà viva, si annulla automaticamente. Marianna aveva 18 anni quando scomparve dopo aver terminato il turno nel locale dove lavorava come aiuto cuoca a Salvarosa di Castelfranco. Tutte le ricerche risultarono vane e la pista del sequestro di persona si arenò definitivamente con l'archiviazione. Trascorsi 10 anni dall'ultima notizia in vita della persona, la legge prevede che si possa chiedere la dichiarazione di morte presunta. Così hanno deciso di fare i genitori per il bene dell'altro figlio, ma questo non significa che abbiano perso la speranza. Non abbiamo perso la speranza. Siamo costretti perché la legge non ti dà la possibilità. Noi in cuor nostro la vogliamo viva finché non vi è nulla di contrario questo. Però se vogliamo tutelare il fratello non abbiamo alternative. Poveri genitori, purtroppo un giallo che non è mai stato svelato. Adesso torniamo sul maltempo a Vicenza, nel Vicentino, sulle sponde del Vetrone, se non ho capito male. Luisa Bertini, no, non ancora, vediamo se riusciamo adesso tra pochissimo a ristabilire il collegamento. Intanto possiamo anche andare avanti con la cronaca. C'è stato un tentativo di abbattere una colonnina del self-service di un distributore a Motta, è stato arrestato per questo un 37enne. Vediamo. Ha tentato di abbattere con un autocarro la colonnina per il pagamento con bancomat e carte di credito in un distributore di Motta di Livenza. I carabinieri della compagnia di Conegliano, con un'indagine lampo, lo hanno identificato. Si tratta di un 37enne di Motta di Livenza. L'uomo, dalle prime informazioni, avrebbe agito da solo e dopo aver tentato di sradicare la colonnina, non riuscendoci, si è dato alla fuga. Una fuga durata poco. I militari dell'arma infatti lo hanno identificato e rintracciato. Per lui è scattato l'arresto. Un colpo tentato in pieno giorno nella mattinata. Poi l'uomo aveva abbandonato il mezzo poco lontano, ritrovato subito dai militari. Nemmeno un giorno e il malvivente è stato identificato. Allora andiamo, come vi dicevo, per il maltempo di nuovo a Vicenza con Luisa Bertini. A te Luisa.
Sì, direttore, siamo proprio al Parco del Retrone, che è la zona un po' più critica della città. Qui vedete il fiume Retrone, è il fiume che al momento sta destando più preoccupazione in città. È prevista la piena proprio in queste ore. Sindaco, qual è la situazione? Buongiorno, intanto c'è grande preoccupazione, nel senso che il Retrone è già arrivato a 2,70 m, che è la quota attorno alla quale già tracima in alcuni punti, in particolare qui dove siamo al Parco Retrone già è in parte esondato. L'invito, lo stiamo facendo dalla mattina di oggi con i megafoni in questi quartieri, è a spostare le auto dai quartieri di Sant'Agostino, i quartieri della Gogna, dei Ferrovieri e in particolare in Viale Fusinato, perché è possibile che se nelle prossime ore dovesse piovere ancora così tanto, dovesse arrivare ancora così tanta acqua sull'asta del Retrone, ci possono essere esondazioni che mettono anche a rischio le autovetture e i beni che si dovessero trovare nei punti più bassi della città. Il Retrone adesso in queste ore sta segnando il suo picco, il problema è che è prevista pioggia anche stasera, domani, quindi domani il rischio è anche sul Bacchiglione, dove però sappiamo che abbiamo i bacini di laminazione e quindi c'è la possibilità di intervento nel caso in cui appunto la quota salisse in maniera importante. Ecco, e poi in via precauzionale anche le scuole, per il momento ne sono state chiuse 2 per questa mattina e per domani la situazione è un po' in evoluzione, ancora non si sa. Per il momento abbiamo chiuso le 2 scuole ai Ferrovieri e a Sant'Agostino, quindi nell'ex circoscrizione 7. Sulle scuole su domani decideremo nelle prossime ore, anche perché è sempre un disagio molto importante per le famiglie la chiusura delle scuole, però se la situazione dovesse diventare più critica chiaramente dovremo arrivare alla chiusura delle scuole, lo capiamo nelle prossime ore. Anche per questo invito, oltre a ringraziare Rete Veneta e i media per l'informazione costante che stanno facendo e che faranno anche nelle prossime ore, l'invito è chiaramente a seguire con attenzione il sito del Comune e per chi ha l'app di Telegram a iscriversi al canale Telegram del Comune di Vicenza, perché c'è la possibilità di essere aggiornati in modo costante. Ecco, io ringrazio il sindaco, l'abbiamo sentito, sono le ore più critiche, intanto vi daremo aggiornamenti costanti, restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Sono stati confermati i manager della sanità veneta nel rinnovare i contratti dei direttori di ULSS, aziende ospedaliere e azienda zero. Il presidente Zaia ha prorogato gli incarichi per altri 2 anni con alcuni spostamenti nel territorio. Vediamo il servizio e poi andremo in diretta da Anna De Roberto, che è in compagnia di Francesco Benazzi, che è direttore dell'ULSS Marca Trevigiano. Un magic team perché? Perché loro sono peraltro i direttori che mi hanno seguito durante la pandemia. Ci si dimentica che questi sono direttori che sono stati in trincea, che hanno conosciuto la fase acuta della pandemia. Tutti confermati fino a marzo 2026 i manager che hanno diretto negli ultimi 3 anni le aziende sanitarie del Veneto. Uniche novità, alcuni spostamenti nel territorio così da migliorare, secondo il presidente Luca Zaia, la performance complessiva del sistema regionale. Confermato all'azienda ospedaliera di Padova e fino a maggio come commissario all'ULSS 1 Dolomiti Giuseppe Dalben, così come Francesco Benazzi a Treviso, Edgardo Contato all'ULSS 3 Serenissima, Mauro Filippi alla 4 Veneto Orientale, Paolo Fortuna alla 6 Euganea, Carlo Bramezza alla 7 Pedemontana, Callisto Bravi all'azienda ospedaliera di Verona e Roberto Toniolo all'azienda 0. Già alla direzione dell'ULSS 5 Polesana, Patrizia Simeonato è stata nominata direttore generale a Vicenza, mentre Maria Giuseppina Bonavina lascia l'ULSS Berica per prendere le redini dello IOV. È lei a succedere a Patrizia Benini, nominata nuovo direttore dell'ULSS 9 Scaligera al posto di Pietro Girardi, che torna all'ULSS 5 Polesana. Direttori per cui nei nuovi contratti è stata introdotta la tutela legale da parte della Regione. Parametri della sanità positivi, malgrado il personale sia rimasto invariato. Ovviamente come prima sfida sulla quale stiamo ancora molto lavorando e spero si arrivi al giro di boa entro inizio estate è quella delle liste d'attesa. Si consideri che è un problema, direi, nazionale quantomeno, un problema dato dalla mancanza di medici, ma insomma cerchiamo di venirne fuori. C'è tutto l'aspetto della rivisitazione dell'assistenza territoriale, tutto l'aspetto relativo ovviamente alle strutture ospedaliere, al nuovo ospedale di Montecchio anche Maggiore
e soprattutto bisogna porre molta l'attenzione, proseguire e non abbassare appunto mai la guardia per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti in tecnologia. Tante le sfide, ribadiscono i direttori. Che abbiamo di fronte a Padova, vedi il nuovo ospedale, vedi la riqualificazione dell'area giustinianea, e a Belluno c'è tutto il tema appunto da una parte sicuramente dell'evento olimpico molto importante, ma c'è un territorio che ha bisogno di una stabilizzazione del suo sistema sanitario. Andiamo subito in diretta da Anna De Roberto, che è con il direttore dell'ULSS della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. A te, Anna. Sì, eccoci direttore, ci siamo spostati e siamo qui appunto in compagnia di Francesco Benazzi. Questa per lei è una riconferma, quindi altri 2 anni, perché ci sono diverse opere da portare a compimento. La prima tra tutte è quella della Cittadella della Salute. Intanto era una conferma che lei si aspettava, direttore? Beh, intanto grazie al Presidente Zaia per la fiducia che mi ha accordato. Sono felice perché posso portare avanti effettivamente i progetti che io ritengo sostanziali: terminare la Cittadella della Salute, fare il nuovo centro universitario per gli studenti, le aule e anche i laboratori, e fare l'ospedale di Conegliano. Cioè, sono 3 cose fondamentali che serviranno alla nostra ULSS per crescere, e naturalmente l'abbattimento delle liste d'attesa, che è una cosa che i cittadini sentono, e io ringrazio tutti i miei operatori perché faremo di tutto per soddisfare questa richiesta. Questa promozione per lei è anche un modo per continuare con il piano legato alle assunzioni. Il grande problema della sanità del Veneto, ma insomma non solo del Veneto, è quella della mancanza di personale. Come intende aggredire questo problema, direttore? Intanto credo che dovremmo, e questo ringrazio il Comune di Treviso e i sindaci, trovare degli alloggi per i medici. Stiamo già lavorando in tal senso. In secondo luogo, la speranza è che molti specialisti, con le nuove borse create dalla Regione e dall'Università, approderanno ovviamente in Veneto, e quindi noi siamo disponibili a prenderli di corsa, perché abbiamo bisogno proprio di specialisti per dare la risposta anche per le liste d'attesa. Cos'è per lei questa riconferma, anche a livello personale? È un orgoglio. Io sono trevigiano, vivo a Treviso e lavoro a Treviso, credo che per una persona sia il massimo. Direttore, allora ci congediamo con queste parole del direttore Francesco Benazzi, vi restituiamo la linea. Un direttore della ULSS molto amato, molto stimato, e sempre in prima linea, l'abbiamo visto durante il Covid, proprio lì insieme alle persone che andavano a vaccinarsi, a fare proprio il lavoro che facevano medici e infermieri, ed è sempre a disposizione, quindi complimenti anche da parte nostra. Pubblicità e poi chiudiamo Focus TG tra pochissimo. E chiudiamo con la cultura e con l'insediamento a partire dal 2 marzo alla presidenza della Biennale di Venezia del giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, che subentra a Roberto Cicutto. Da sabato 2 marzo Pietrangelo Buttafuoco sarà il nuovo presidente della Biennale di Venezia per una durata di 4 anni. Lo stabilisce un decreto del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha così formalizzato la nomina dopo il positivo parere delle commissioni cultura di Camera e Senato, avvenuto lo scorso novembre. Il benvenuto della consigliera delegata alla cultura del Comune di Venezia, Giorgia Pera. Sono molto felice che il governo abbia nominato una persona con il suo background e soprattutto con la sua sensibilità, e non dubito che grazie a lui ci sarà un nuovo input, dei nuovi stimoli e un valore aggiunto. Buttafuoco prenderà il posto di Roberto Cicutto, che finirà il suo mandato a febbraio 2024 dopo aver già garantito un esemplare passaggio di consegna all'insegna di un altissimo rispetto istituzionale. Buttafuoco, giornalista, scrittore e autore teatrale, è laureato in filosofia, classe 1963, ed è stato redattore del Secolo d'Italia e ha collaborato con l'Italia Settimanale, di cui è stato direttore nel 1996, il giornale, il Foglio, Panorama e la Repubblica. Dal 2007 al 2012 è stato anche presidente del Teatro Stabile di Catania, autore di numerosi saggi e romanzi. L'ultimo libro scritto da Buttafuoco è Beato lui, panegirico dell'arci italiano Silvio Berlusconi. Tra le grandi sfide ci sarà anche quella di traghettare l'archivio ASAC dal Vega all'Arsenale di Venezia, dove
sicuramente verrà inaugurato un nuovo centro di studi, un nuovo centro di ricerca che avrà un ruolo strategico. Per il presidente uscente Roberto Cicutto, ecco gli ultimi impegni ufficiali. Lunedì sarà a Ca' Giustinian per un'iniziativa dell'Archivio Storico. Martedì a Roma interverrà la presentazione del Padiglione d'Italia, che sarà presente alla 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte. Infine giovedì presiederà il Consiglio dell'amministrazione con l'approvazione del bilancio. Servizio di Lorenzo Maier, grazie a tutti per aver scelto Focus TG, ci vediamo stasera alle 21:15, grazie ai nostri registi Francesco Cerone e Andrea Basso, buona giornata, arrivederci.